Siamo qui oggi per mettere in evidenza come ci sia una barriera tra chi decide e la popolazione, e siamo qui per dire che chi decide non ha l'autorevolezza, la consapevolezza di quello che sta realmente accadendo. Nel primo giorno del G20 dell'economia a Venezia, gli attivisti di Extinction Rebellion, movimento non violento che manifesta per chiedere ai governi azioni contro i cambiamenti climatici, si sono riuniti davanti alle transenne di sicurezza che sbarrano il passaggio all'Arsenale, dove si svolgono i meeting. Molti di loro si sono incollati al pavimento creando una sorta di barriera umana. Quello che è successo settimana scorsa in Canada penso abbia dato un segnale molto chiaro a tutti quanti, e nonostante questo le decisioni che vengono prese sono sempre solo delle decisioni di facciata. Tutti i paesi che sono rappresentati qui dentro oggi hanno firmato gli accordi di Parigi e dal 2015 invece le emissioni dei G20 continuano ad aumentare, quindi sono assolutamente non credibili da un lato, e dall'altro per rallentare almeno o invertire la rotta è necessario un cambiamento radicale. Manifestanti anche in riva, poco distante dalla fermata del Vaporetto, con striscioni riportanti slogan tipo "I governi hanno fallito". Hanno fallito nel proteggere la popolazione che rappresentano, e è il motivo per cui esistono i governi, quello di fare l'interesse della popolazione che rappresentano. Non lo stanno facendo perché il nostro interesse è contrastare la crisi climatica ed ecologica, e questo è l'interesse anche dei nostri figli. Una manifestazione pacifica iniziata verso le 10, terminata nel pomeriggio, che non ha richiesto particolari interventi delle forze dell'ordine presenti, polizia, carabinieri, guardia di finanza. Il messaggio degli attivisti però va anche ai cittadini. Quello che ci aspettiamo è che ci sia una maggiore partecipazione collettiva della cittadinanza, e alla fine il nostro appello, più che a loro, è rivolto ai cittadini, di attivarsi per quello che sta accadendo e di chiedere di essere protetti, perché abbiamo e hanno il diritto di essere protetti.